al salotto. Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto qui questo 26 di febbraio all'App, ma è eccezionale, un pubblico e ci non devo neanche utilizzare la mia solita formula dell'abracadabra e far scattare l'applauso, perché già parte questa sera, quindi sono diciamo molto contento, anche perché abbiamo veramente, come dire, una situazione particolare. Faremo una sorta di viaggio un po' gitano questa sera, perché verranno a trovarci, io adesso sbaglierò tutti quanti gli accenti, però insomma giusto per mettersi comodi, verranno a trovarci, dicevo, i Touche Manouche, se non ho capito male, verrà a trovarci un cantautore con un altro musicista che tra poco scopriremo, che si chiama Tosello, e abbiamo qui sul palco un artista, un chitarrista, un cantante che ci mette nella condizione di essere una sorta di TGV, di fare un ponte, diciamo, tra Torino e Parigi. Signore e signori, Madame e Messieurs, abbiamo qui Pierrot Musette. Ho detto bene? No, grazie, ciao. Spero di aver detto bene. Allora Piero, benvenuto. Io ci ho un po' scherzato su questa cosa, diciamo, di fare il TGV tra Torino e Parigi, ma in realtà un po' lo facciamo perché, diciamo, tu vivi un po' a cavallo tra queste due città, se ho capito Sì, bene. passo la metà della mia vita nel treno. Passi la metà della tua vita. Sì, e l'altra metà non so ancora dove, ma E ti fanno suonare il treno ogni tanto? per i viaggi interni in Francia puoi suonare sul treno e avere il biglietto gratis. Addirittura? No, Sì, dai, sì, mi stai sì. prendendo in giro. Ragazzi, no, è vero. Ma No, veramente? vi prendo anche però è vero. È vero, questa è una cosa straordinaria. Quindi, diciamo, incentivano. Su alcuni treni Su alcuni. bisogna prenotare come musicista, suoni al bar e non paghi il biglietto. Vedi? Questo adesso è capace che magari tra le grandi innovazioni la metteranno pure. Comunque, Forse dipende da dove vai, non lo so. dipende da dove ti dovrai prenotare, però abbiamo scoperto anche questa piccola, diciamo, particolarità, diciamo, d'oltralpe. Ma andremo invece a farci un giro nella musica, io dico gitana, come dire, Django Reinhardt, quelli Sì, sono un po' i sì, patriarchi. è una versione manouche, da noi si chiama jazz liscio, jazz musette, così un manouche, un tipo di manouche. Ecco. Un tipo di manouche. Va bene, noi adesso allora entriamo in questo viaggio, cominciamo con una situazione strumentale, poi ci saranno due canzoni e poi faremo una fermata. Quindi mettetevi comodi, ladies and gentlemen, Pierrot Musette, perdono. Grazie. Dai, carica Facciamogli la un station un attimo. Si riscalda.
visite, y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À 2 pas des étoiles, j'habite à côté du ciel, toujours bleu. J'attendrai chez moi votre visite, là-haut sous les toits, dans mon logis. Tous les soirs je reçois, venez, venez vite, c'est gentil chez moi, venez-y. Venez, madame, dinde, va, venez, 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 madame, dinde, va, venez, va, venez, j'attendrai chez moi votre visite, là-haut sous les toits, dans mon logis. Tous les soirs je reçois, venez, venez vite, c'est gentil chez moi, venez-y. Ménil montant, Ménil montant, eh oui madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je vais retrouver ma flamme, toute mon âme, mon bonheur. Quand je vois ma petite église où les mariages allaient conclure, quand je vois ma vieille maison grise, même la brise, pas de longtemps, elle me raconte comme autrefois de jolis contes de le passé. Je revois un rendez-vous, une musique désirée, tout un roman d'amour poétique, mais pas critique, mais il me tombe. Ma petite église où les mariages allaient mon cœur. Quand je vois ma vieille maison grise, même la brise, pas de longtemps, elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Le passé, je vous revois un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman. Tout un roman d'amour poétique, mais pas éthique. Mais il m'entend, mais il m'entend, mais il m'entend. E adesso che volevi con un po'. Adesso possiamo, no, perché so che ci eravamo messi d'accordo noi prima, che sai, che dovevamo fare le cose un po' fatte bene. Questo era un pezzo anni 30, tu ci hai portato veramente in questa atmosfera anche un po', diciamo, gangster. Capito? A me venivano in mente questi film un po' gangster, poi magari sono io che ho dei riferimenti un po' così squadrati, No, però va bene. sarà anche poi dopo una canzone più gangster forse. ancora più gangster, quindi una roba, come dire, balli e pistole, come si intitola? Sempre da, anzi, la prossima un Buscaglione. Ah, un pezzo di Così musica. potete sentire il mio accento Ah, bellissimo, mentre canto. bellissimo Ridere sentire un po'. cantare, ma scusami, adesso io diciamo forse non è che
la cosa diciamo, migliore che puoi sentire detta da me, dici che bello, mi piace sentirti cantare, però a me piace, diciamo, poi penso anche alle, diciamo, alle nostre, alle italiane, ecco, alle donne italiane, immagino, piaccia, hai capito? Per la proprietà transitiva, diciamo, come diciamo, a noi piace sentire, che ne so, le donne francesi che parlano italiano, allora mi sono fatto l'idea, magari anche le donne italiane. Piace Speriamo. Adesso non lo so, abbiamo qui, non so se qualcuno vuole dire qualcosa, mi volete... No, è che poi Però- pensano che noi usiamo il bidet e rovina un po' tutto. No, quello io sapevo che erano gli inglesi, però adesso non so Però, pure i francesi. solo per dirvi ragazzi che il bidet è una parola francese, prima, e secondo siamo tanti nel mondo a non usare il bidet, non solo noi. Ah, quindi è vero che non lo usate. Sì, non lo usiamo, ma nemmeno gli inglesi, americani, canadesi, tedeschi, la lista è lunga. Vabbè, adesso diciamo la prossima canzone non so se parli di, diciamo, di toilette à tour, però No, ma è un tema culturale è un comunque. tema assolutamente culturale, sono d'accordo con te, ma io per carità non volevo ficcarmi nei casini col bidet, sei stato te, quindi diciamo, però a parte diciamo questa cosa del bidet che è una cosa anche un po', che è una cosa che parte da lontano, sono anni, ecco, fondamentale fino a un certo punto, però, diciamo. E questa dicevi che era una canzone diciamo un po' balli e pistole invece il prossimo brano che ci porta, una canzone un po' da gangster, aspetta che mi alzo. No, sei tu che hai detto la parola gangster, Ah, ho cercato non era vero. di starci Dietro, starmi ma un po' dietro, non è no. troppo difficile. Vabbè, ma mi succede spesso, figurati, mi succede sovente che mi facciano così. Invece allora come si intitola il prossimo brano che ci fai ascoltare? Nel cielo dei bar. Nel cielo dei bar. Ladies and gentlemen, Pierrot Musette. Ci vediamo al fondo di un bicchiere, illusioni che non so dimenticare. Ogni notte ti devo ritrovare nel mio cielo popolato di bar. Ci vediamo al fondo di un bicchiere, dolci labbra che non posso più baciare. Voglio perdermi e sognare fino a quando può brillare tristemente l'orizzonte d'ogni bar. Da principio non ti vedo, troppo whisky mi separa da te. Ma poi bevo e poco a poco tu mi appari e sei tutta per me. Magari ci vediamo al fondo d'un bicchiere, fino a quando l'alba in cielo tornerà. E nell'alba disperata sarà triste rincasare per attendere la notte, poterti ritrovare al fondo d'un bicchiere, nel cielo dei bar. Versione veramente unica, versione unica con questo sapore francese che sei riuscito a raggiungere. Nel cielo, sì, mi hanno fatto capire che nel cielo, la parola italiana, c'è solo una L. C'è solo una L, Io sì. cantavo nel cielo del bar. Beh, che di solito invece sono le doppie che non si mettono, invece tu lì ce la mettevi. Sì. Pensavo fosse anche un'altra parola, però. No, quello devi metterci la U davanti, però diciamo poi adesso, entriamo poi nei giochi di parole che diventa un po' un calembour. Ma a proposito di giochi volevo ricordare a te, al nostro pubblico che siamo in diretta streaming, ci possono sentire in tutto il mondo e vedere in tutto il mondo. Basta andare sulla pagina quella di cortocorto.it, ci sentiranno in radio a Radio Flash, quindi avranno anche modo di sentire anche questo suono che proponiamo un po' diciamo retro stasera. Super retro. Super retro. Sì, ma hai spesso dei vecchietti come me che vengono a suonare? No, figurati, parli con me che possiamo metterci a giocare a bocce. Diciamo una serata un po' in bianco e nero, anche come tipo di colore, adesso blu e bianco, diciamo, bianco e nero, e che a questo punto che cosa prevede? Ho già fatto un pezzo di Charles Trenet che parlava di una zona di Parigi dove c'erano un sacco di malavita ma anche di balli, balera, e questo si chiama Que reste-t-il de nos amours? Cosa rimane dei nostri amori? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il
de nos amours. Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ta jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Une photo, vieille photo de ta jeunesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de ton passé. Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ta jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de ton passé. De ton passé. Finisce con Dentro Passé, una cosa del genere. Io purtroppo col francese diciamo non sono bravo, però so che Piero tu stasera sei venuto da solo, ma hai anche diciamo una formazione, ogni tanto ti esibisci così, un trio anche. Sì, spesso, tipo ieri ho suonato con Nunzio Barbieri e il suo figlio Francesco Barbieri, quindi in questa formazione ci chiamiamo le Barbieri, Barbieri Musette, le Barbieri Musette. Certo. Siamo tutti barbieri in quel caso. Sono delle belve questi due, bravissimi, e quindi sono molto fiero di suonare con loro. È un progetto iniziato prima, più di 3 anni fa, con un altro ragazzo, e poi si è evoluto. Si cambia con la vita. Allora senti, per sapere o venire in contatto con la tua musica c'è una pagina Facebook, se non sbaglio, sì? no? Ah sì, Musette Swing Orchestra. Swing Orchestra, eccetera eccetera, lì trovate i riferimenti, o se insomma se qualche volta poi suoni in qualche tratta del treno, a quel punto vienicelo a dire che veniamo a filmarti, se abbiamo scoperto questa cosa treno, che in Francia si può fare, sarebbe bellissimo. Allora senti, con che canzone, con che brano vuoi salutare il pubblico qui del Lab? Faccio un brano che meno conosciuto, ma alcuni lo conoscono, è Jacques Tati, un regista, ha fatto un film molto carino con pochissime parole, Le vacanze de Monsieur Hulot, e usa un brano che si chiama, come si chiama? Quel temps fait-il a Paris? La storia di un tipo che si è beccato la tipa al mare, la tipa è tornata a Parigi e se la vorrebbe rifare, ma allora gli scrive un po', ma che tempo fa? Ci prova, ma Niente. rimane così.
Amore vabbè, stagionale. qui al mare si finisce così. Quel temps fait-il à Paris? Ici le ciel est tout gris. Vous m'aviez dit quand il pleut, à Paris c'est tout bleu. Je n'étais pas très sérieux. Vous regardiez mes yeux bleus, et près de vous j'ai compris que les yeux des amis, c'est le ciel de Paris. Au vent de juillet, amer et feuillet, les vagues bleues des vacances, et dans la clarté du sable doré, moi je vous ai demandé, quel temps fait-il à Paris? Ici le ciel est tout gris, mais quand je pense à nous deux, dans mon cœur c'est tout bleu. Je n'ai pas trop de chagrin. Votre ciel bleu c'est le mien, un souvenir de bonheur. Votre nom une fleur, c'est le temps de mon cœur. Septembre est venu, je vous ai perdu. Vous êtes loin des vacances, la mer et le vent déchirant. Moi je vous écris tristement, quel temps fait-il à Paris? Ici le ciel est tout gris, mais quand je pense à nous deux, dans mon cœur c'est tout bleu. Ce n'était pas très sérieux. Vous regardiez mes yeux bleus, et près de vous j'ai compris que les yeux des amis, c'est le ciel de Paris. Et près de vous j'ai compris que les yeux des amis, c'est le ciel de Paris. Quel temps fait-il à Paris? Grazie mille a Piero Muset, il primo artista. Siamo partiti con questo viaggio. Sì, annuncio solo un po' di date. Come no? Allora, tutti i mesi facciamo una jam session in trio alla Cricca e siamo anche ogni mese alla Casa del Quartiere. Sarò via Baltea mercoledì prossimo, quindi le date sono annunciate sulla pagina Facebook Muset. Esatto. Musettes, grazie. Figurati. Grazie a te ancora Piero. Adesso noi facciamo un breve cambio palco ed entriamo poi invece nel mondo del cantautore Tosello. A fra poco.